Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, a pochi passi dal centro abitato di Turiaco, in provincia di Gorizia. Grazie alla segnalazione di un nostro telespettatore, come vere faine dell'informazione ci siamo recati sul luogo incriminato per documentarvi qualcosa di inaudito. Un capannone artigianale da tempo abbandonato, mentre sul retro dello stesso, dopo adeguata copertura in modo tale da nascondere lo scempio, appare ai nostri occhi una valle di scarti inerti ma soprattutto cumuli di amianto, il tutto alla luce del sole. Per accedervi basta seguire il sentiero ricavato a fianco di un canale dell'irrigazione, distante meno di 10 metri dal luogo incriminato. Poi, superata la fitta vegetazione, appare in tutta la sua cruda realtà lo scempio ambientale. Da notare che il cancelletto laterale della recinzione non è nemmeno chiuso con il lucchetto, dunque qualsiasi vi ci può accedere all'interno senza problemi. Non serve essere un tecnico per capire che gli inerti presenti giacciono lì da lungo tempo, nell'indifferenza generale. Mi chiedo se l'amministrazione comunale di Turiaco, la polizia locale, ARPA non si siano mai accorti di tale squallore, senza dimenticare i proprietari degli stabili vicini e il comune cittadino. Non siamo nel deserto, ma a pochi passi dalla zona artigianale, con una via di comunicazione parecchio trafficata. Se invece di Turiaco eravamo nella terra dei fuochi, tutti a gridare al lupo, ma quando questo si materializza dalle nostre parti si cerca di mistificare il tutto. Non chiediamo le solite risposte, ma che lo schifo venga rimosso e l'area bonificata al più presto, perché la salute non rientra nel patto di stabilità. 317.000 euro di questi tempi sono un bel gruzzoletto, se poi, come si dice dalle mie parti, rivas di revenue, senza usare l'olio di gomito, ancora meglio. Una badante di origine slovena era convinta di poter vivere di rendita grazie al denaro indebitamente sottratto ad un'anziana signora goriziana assistita dalla donna, ma la Guardia di Finanza isontina, grazie alle denunce dei parenti, ha offerto all'autorità giudiziaria un quadro probatorio completo che ha consentito di recuperare integralmente la somma. La donna, dopo un iniziale comportamento irreprensibile agli occhi dei parenti dell'anziana signora, non accontentandosi della retribuzione mensile, del vitto e dell'alloggio, si è progressivamente intromessa nella gestione delle risorse finanziarie dell'assistita, sottraendole denaro in vari episodi fino alla consistente cifra di 317.000 euro trasferita repentinamente all'estero. Alla morte dell'anziana, i parenti, rilevato il cospicuo ammanco, hanno presentato un esposto ai finanzieri che, dopo accertamenti patrimoniali attraverso indagini finanziarie, hanno accertato le responsabilità della badante, denunciata per circonvenzione di incapace ed appropriazione indebita. Grazie alle indagini, il Tribunale di Gorizia ha disposto il sequestro conservativo di beni equivalenti al denaro sottratto. Il provvedimento è stato eseguito dalle Fiamme Gialle su un immobile di proprietà della badante nel centro storico del capoluogo isontino. Una trentenne, residente in una frazione di Mortegliano, è stata denunciata dai carabinieri per rifiuto di sottoporsi all'alcol test per oltraggio a pubblico ufficiale. Sono circa le 3 di questa notte quando una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile in servizio di controllo nella zona di Basiliano ha notato un'auto che procedeva zizzagando lungo la statale Pontebana. Visto l'evidente pericolo in corso e prima che la condotta di guida si trasformi in qualcosa di tragico, i militari hanno prima raggiunto e successivamente fermato il veicolo. Dopo i primi accertamenti e notato che la conducente era in evidente stato di ebbrezza, hanno cercato di verificare con l'ausilio dell'etilometro la loro sensazione. Ma alla richiesta di sottoporsi all'alcol test, la donna non solo si è rifiutata, ma addirittura ha cercato di fermare le auto di passaggio mettendosi in mezzo alla strada e chiedendo aiuto allargando le braccia. Vista la situazione di pericolo, le macchine procedevano a velocità sostenuta, i militari hanno chiamato in supporto altre 2 pattuglie. Per la trentenne, incensurata, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica con tanto di ritiro della patente di guida. Di certo per la signora, passata la sbronza, ora inizia un iter burocratico da fargli calmare i bollenti spiriti di Vini. L'ondata di maltempo non si è fatta attendere. In poche ore Giove Pluvio ci ha riportati con i piedi per terra dopo settimane di bello. Il colpo di coda del generale inverno è arrivato anche nel Friuli orientale. Piogge di breve durata ma di forte intensità accompagnata da vento e temporali in pianura, la neve a partire dai 500 metri.
temperature notevolmente abbassate che hanno costretto il riutilizzo del vestiario invernale. Tornando al fortunale che si è abbattuto ieri pomeriggio, colpita a Campoformido, nei pressi di Udine, dove un albero, sradicato dal terreno dopo le forti piogge e le intense raffiche di vento, si è abbattuto su una macchina ferendo un anziano, poi trasportato con urgenza all'ospedale di Udine, fuori pericolo di vita. L'incidente si è consumato intorno alle 18. Tanti disagi e numerosi danni anche nella destra a Tagliamento, dove nella località di Valle Noncello un albero si è schiantato su una vettura, fortunatamente senza arrecare danni alle persone. Alcune strade nella zona sono state chiuse. Fiumi ingrossati ma sotto il livello di guardia. Secondo gli esperti, da domani momentaneo miglioramento in attesa della seconda ondata fuori stagione. Per la prima volta un'amministrazione comunale ha deciso di inaugurare un monumento dedicato ai soldati friulani caduti sotto Casa d'Austria. Le parole del sindaco di Chiopris Viscone, Carlo Schiff. Tutti i comuni della Principesca, Contea di Gorizia e Gradisca hanno lasciato la loro terra per portarsi, soprattutto col 97° reggimento di fanteria von Wallstatten, a Leopoli. E poi sono rimasti lì, ma morti tantissimi nelle prime settimane di guerra, e quindi oltre a essere caduti ci sono tanti dispersi e ci sono anche caduti per cause di guerra. E questa è una cerimonia che abbiamo voluto organizzare con la società Cormonese Austria, con la Croce Nera austriaca e con il Commissariato Generale per le Onoranze Caduti e Dispersi in Guerra di Roma. Abbiamo avuto il patrocinio anche del Consolato Generale d'Austria presso Milano, Generale d'Austria di Milano. Per non dimenticare la nostra storia, come ci conferma Giovanni Panzera, presidente dell'Associazione Cormonese Austria. L'importanza di questa giornata è perché il comune di Chiopris Viscone, grazie al suo sindaco, ha rotto un silenzio che dura da oltre 100 anni, in quanto è un'amministrazione pubblica che ha deciso di fare un monumento ai suoi figli caduti nella prima guerra mondiale sotto l'esercito austro-ungarico, ovvero quelli che fino ad ora sono sempre stati figli di nessuno, perché per gli italiani erano austriaci e per gli austriaci erano italiani. Dunque va sottolineato che la memoria storica non va mai cancellata. La memoria storica non va mai cancellata, ma non va mai indirizzata solo da una parte. La memoria storica deve comprendere tutti. Nella prima guerra mondiale abbiamo avuto milioni di caduti, l'Austria ha avuto il doppio dei caduti dell'Italia, i nostri figli di queste terre, i figli di queste terre sono caduti con l'Austria-Ungheria e sono caduti in Ucraina, in Albania, da tutte le parti, ed è giusto ricordare che loro tuttora, al giorno d'oggi, non è possibile avere un elenco completo dei nomi dei caduti delle nostre terre con l'esercito austro-ungarico. Sarà il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, Piero Fassino, a inaugurare ANCI Expo 2015 Gorizia, l'iniziativa che il prossimo 11 aprile aprirà la serie di eventi di avvicinamento all'Expo 2015 di Milano. La manifestazione, che si svilupperà fra Gorizia, Cormons, Gradisca e i comuni sloveni dell'area confinaria, avrà come filo conduttore l'alimentazione sana, che sarà promossa attraverso convegni e incontri rivolti a scuole, sportivi e le diverse fasce dei cittadini, ma anche come menù creati per l'occasione con le eccellenze del territorio, preparati in tutti i ristoranti aderenti alle città coinvolte. Per la prima volta, per un giorno, si potranno gustare gli stessi piatti tipici nei locali di Gorizia, Nova Gorica, St. Peter, Cormons e Gradisca. Il menù ANCI Expo, che rappresenterà il territorio, sembra ormai definito, ma gli chef ci stanno lavorando sopra, mantengono la massima riservatezza e nulla si saprà fino all'ufficializzazione del programma fra circa una settimana. Anche nelle mense scolastiche e nelle case di riposo ci sarà un menù ANCI Expo, gustosissimo ma assolutamente sano, visto che sarà concordato con l'azienda sanitaria. Ma le eccellenze enogastronomiche saranno disponibili anche negli stand che saranno dislocati in alcune zone cittadine, in bar e ristoranti aderenti agli spazi oggi chiusi che saranno riaperti per l'occasione. Per l'evento ci sono anche i primi testimonial per le iniziative collegate allo sport. Si tratta della sciatrice Gabriella Paruzzi, della velista Chiara Calligaris, del calciatore Valerio Bertotto e del pugile Paolo Vidoz. A breve il puzzle sarà completato con la presentazione del programma ufficiale.